Chioggia Azzurra. Siamo col presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Le volevo fare una domanda che mi hanno incaricato dei pescatori Prego. di farle. Cosa può fare il Veneto contro il caro gasolio? Ma guardi, in questo momento noi possiamo solo chiedere la rinegoziazione del piano del PNRR e chiedere ovviamente a livello nazionale che venga riconosciuto questo gap, perché penalizza la marineria di Chioggia, penalizza le marinerie in generale, ma penalizza le imprese e le famiglie. È impensabile che si possa affrontare ancora per molto tempo questo caro gasolio, l'innalzamento dei costi delle materie prime e tutto questo. Quindi la mia totale solidarietà alla marineria per le proteste, ma anche ai cittadini in generale che comunque si trovano davanti a questi prezzi che secondo me in alcuni casi meritano sospetto, nel senso che bisognerebbe anche indagare su questa formazione di prezzi e approfondire un po' di più, perché alcuni prezzi sono ingiustificabili. Infatti da quando hanno minacciato di fare dei controlli si è subito abbassato il prezzo di una decina di centesimi al litro. Guarda, io non so se è l'effetto della minaccia dei controlli, però i controlli devono essere fatti, perché alcuni innalzamenti di prezzi sono totalmente ingiustificabili. E ricordiamoci che vanno a colpire imprenditori, i lavoratori come quelli delle marinerie, ma colpiscono poi alla fine anche tutte le famiglie. La ringrazio tantissimo, Grazie a voi. buona serata. Bocca al lupo. Grazie.